Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a Sibilla Interattive Gratuite col vostro Marietto Veneziano. Come sapete, se volete fare la domanda, nome, data di nascita è una domanda che abbia un senso compiuto in cui le sibille si possono agganciare alla sceneggiatica della persona. Se sono due persone, due nomi senza cognome con la data di nascita. Vi ricordo anche che domani sera il Decard alle 21:30 nel suo canale avrà le sibille interattive gratuite, quindi se non riuscite con me praticamente a fare la domanda oggi, stamattina, e vi ricordo che è gratuita, c'è un ritorno perché sto controllando, potete tranquillamente farla domani sera alle 21:30 nel canale di Decard. Chi non conosce ancora il Decard, basta che digita il Decard nei social YouTube e praticamente la trova, si iscrive. Mi raccomando, iscrivetevi perché abbiamo messo una come si dice, una caratteristica che solo quelli che si sono iscritti da almeno 20 minuti possono fare le domande, perché alcuni mi hanno scritto poi su Face a chiedermi come mai non potevo fare la domanda quando c'è scritto benissimo che solo chi si è iscritto da 20 minuti può fare la domanda. Poi vi ricordo un'altra cosa, cari amici, vi ricordo che abbiamo due gruppi social su Face, anzi in realtà sarebbero tre, no? Ma diciamo che due li abbiamo fondati, il Legale Marietto Veneziano. Uno è Radionica, Radiostesia e Tarologia ed Ermetismo, che più o meno siamo 1800, e l'altro è i casti sacerdotali. E praticamente nei casti sacerdotali siamo più o meno 600 persone. Quindi cosa vi posso dire? Posso dire che c'è già due persone che mi salutano, sto controllando così. Pink Paper, bene, brava, che ha fatto una bella domanda, brava. E poi anche DR28, buongiorno Marietto, Deborah, bene, del 99. Bene, intanto poi vi voglio dire che abbiamo anche un sito, il sito del Capitano, che praticamente l'ho fondato nel 2015 con un gruppo di esoteristi e in questo sito ho piazzato 20 ebook che si possono scaricare gratuitamente, ne hanno già scaricati 175.000, calcolate che di media ci sono 10 ebook, no? Quindi praticamente più 10, ma in alcuni casi anche di più, quindi più di 2,5 milioni di circuiti radionici, quadranti radiostesici con tante istruzioni che il vostro Marietto, e poi ILDE si è agganciata nel 2016-2017, abbiamo potuto dare gratuitamente all'umanità. Più nella sezione del Capitano ci sono una sezione shop dove si può ad esempio comprare questo ciondolo magico con 8 protezioni radioniche. Costa 150 euro, 10 euro di spedizione. Bene, iniziamo subito allora con le domandine delle nostre amicizie che sono Pink Paper, no? E DR28. E incominciamo subito. Mi raccomando un like per sostenere il vostro Marietto. Vediamo. Buongiorno Marietto, sono Sandra del 69. Vedi novità in amore? Io sono separata con figli. Bene, questa è chiara, no? Si capisce bene questa domanda e quindi è anche un piacere rispondere. Vediamo la nostra Sandra del 69 se avrà novità in amore. Sibille, ditemi qualcosa su Sandra. Allora, sembra dal taglio, un taglio estremamente positivo. Vedo qualcuno vicino, no? Con entusiasmo, e giovane, e vedo anche una carta appunto che, insomma, sembra che ci sia qualcuno vicino a Sandra che abbia dell'entusiasmo, che lavori molto per conquistarla. Vediamo un po' se poi la stessa completa. Ci dà altre indicazioni per la nostra Sandra. Allora, vi ricordo anche che le sibille ragionano
con una misura massimo un anno, diciamo che entro 6 mesi sono attendibili, 9 mesi insomma, e un anno è proprio l'estremo, no? Lavorano un po' per eventi. E vediamo, nel passato c'è stata nel tuo cerco di amicizia molte comunicazioni, poi io vedo che molto probabilmente è tornato indietro qualcuno che già conoscevi, ci sono stati degli scambi, ma vedo che lo stai aspettando ancora, sembra quasi che tu stai aspettando qualcuno che conoscevi. Forse è un tipo lontano e c'è un po' di gelosia, attenzione però, perché questo tipo qua che conoscevi o hai avuto modo di rincontrare, mi sembra un tipo un po' avaro di sentimenti, un pochettino tirchio, un pochettino veramente, non so, io direi quasi un narcisista. Devi stare attento perché quando esce questa carta con gli uomini, sembra quasi che sia un tipo che gli piace più prendere a livello sentimentale che dare. Nel futuro io vedo che tu avrai paura di perderlo, o è una persona che tu conosci nel mondo del lavoro, o incontrerai anche un'altra persona nel mondo del lavoro, oppure lui sarà un libero professionista, perché ne incontrerai un altro, perché qui tu quello che stai pensando qua lo vedi andare via. Però vedi Sandra, qui c'è l'incontro con qualcuno nel mondo del lavoro, anche lui tirchio a livello sentimentale, però vedo che c'è molta passione fra voi due. Il problema che cos'è? Il problema è che con questa persona che incontrerai nel futuro, lui molto probabilmente è già sposato e vedi, già sposato, si sente solo, però la moglie lo attaccherà nella vostra unione, vedi? Questo è l'esito, no? Quindi molto probabilmente lui è sposato, perché qui le sibille parlano chiaro, tu incontrerai, dopo la delusione che vedrai andare via nel presente, quella persona qua, che è un po' lontano da te e c'è gelosia, queste tre carte indicano che incontrerai o nel mondo del lavoro un libero professionista che farà le cose serie con te, ma molto probabilmente sarà sposato e quindi dovete stare attenti perché ci sarà un attimino del raffreddamento causa una donna che vi farà del male e poi vedo che colpirà la vostra intimità. Quindi se incontrerai qualcuno, non quello che pensi tu, molto probabilmente, ma una persona nuova, un libero professionista o qualcuno che lavora nell'ambito dove tu frequenti o lavori tu o se non lavori tu, insomma sarà una conoscenza nuova, avrete sicuramente veramente delle belle intese, bei progetti, ma poi il problema è che entrerà in scena o sua moglie o qualcuno alle cara che vi attaccheranno e quindi ci sarà un attimino da pensarci su bene. Bene, andiamo avanti. Deborah, avrà un nuovo amore o tornerà qualcuno in passato? La nostra Deborah del 99 che ci fa questa domandina. Vediamo un po' la nostra Deborah del 99 che è giovanissima, Benissima, vediamo un po'. Ma vedo che nel tuo cerchio di amicizia c'è qualcuno che ti spia, È vero che qualcuno ti guarda di nascosto. Nel tuo cerchio di amicizia c'è qualcuno che non è necessariamente un nemico, ma qualcuno che ti spia. Dai, sono delle belle sibille queste qua. Allora, vediamo un po'. Qui vedo che nel passato tu aspettavi qualcuno che conoscevi già, poi si è raffreddato tutto perché lui era un po' mentalista, uno che pensava molto e tu l'hai visto andare via. Adesso lo stai aspettando ancora, sebbene tu sia una donna vittoriosa, forte, che vinci spesso, però ci sono dei blocchi, un po' per gelosia, un po' perché è entrata anche un'altra donna che vi ha attaccato, vedi? E quindi strategicamente la cosa per il momento sembra tutta bloccata, no? Futuro com'è? Vedo un uomo che sta lavorando molto, ma è più grande di te, no?
molto grande, una persona che ti vuole bene, vedi qua, vedo che sta lavorando bene per avere un buon rapporto con te, sia fisico che sessuale, insomma la stanza è sempre una carta che indica grande volontà di rapporto sentimentale fisico anche, no? Ma l'importante è il finale com'è? Vedi la fortuna, il gran signore, la giovane fanciulla e l'allegrezza. Beh, io dico che nel futuro prossimo, nei prossimi mesi, tu incontrerai una persona grande, sarà un colpo di fortuna, perché vedi, la giovane sei tu che potrai decidere di essere felice con lui e lui sta già lavorando molto per raggiungere. Quelle persone che tu stai pensando adesso sarà un fiasco perché, vedi, prima di tutto ti dirà cose che non sono vere, blocchi, poi sarete attaccati, o tu o lui, quindi ci saranno delle strategie che vengono lontano e ti faranno sentire più sola. Invece poi incontrerai qualcuno che lavorerà bene, no, per conquistarti e, come ho fatto vedere, fortuna, gran signore, sarà veramente una persona importante che sta vicino a te. Quindi penso che nel prossimo, entro un anno, dovresti incontrare veramente una persona valida che ti vorrà bene e vorrà il tuo bene, che cercherà di accudire, proteggere. Dici un uomo che conosci? Questo qui non si può vedere adesso per il momento. Comunque molto probabilmente sembra proprio di sì. È una persona grande che è un colpo di fortuna. Bene, cari amici, io non vedo più altre domande. Vi ringrazio di essere stati qui. Vi ricordo domani sera alle 21:30 nel canale di Hildegarda ci sarà una Sibilla interattiva gratuita. Se volete un consulto, sapete il numero di telefono c'è, oppure con Hildegarda sono sempre 20 euro, 45 minuti pagabili tramite PayPal. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.